Amministrative ad Agrigento è ormai sindrome da indiscrezioni nonostante le elezioni si terranno il 6 e 7 maggio prossimi e dunque ci sia tempo sufficiente per presentare le liste. Eppure si respira una grande fibrillazione. Prima si avalla un nome sostenuto ora da questa, ora da quell'associazione. Poi si fanno passi indietro per l'interesse del Marciare Uniti, almeno così dichiarano molti degli interessati. Insomma, si assiste quasi quotidianamente a corse folli tra indiscrezioni e smentite. Ieri, come detto, Grande Sud ha proposto un allargamento della convergenza sulla candidatura dell'avvocato Nicola Grillo, che nel frattempo ha dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Agrigento, anche se prima dell'ufficializzazione ha detto a chiare lettere che vuole capire come si presenterà nelle prossime ore il panorama politico in vista delle amministrative di maggio. La coalizione che appoggerebbe Grillo è composta da MPA, PD, FLI e Grande Sud. Nelle ultime ore si sta facendo avanti l'ipotesi di un ulteriore allargamento dell'alleanza che potrebbe comprendere anche il PDL. E sempre Grillo avrebbe posto altri paletti nel dare la propria disponibilità, come la scelta degli assessori e l'ampliamento delle alleanze. Su un altro versante vi è l'avvocato Totò Pennica che, alla luce del veto posto da Roberto Di Mauro sul suo nome, ha dichiarato: se Epolis intende procedere accanto all'MPA rinunciando alla propria libertà di pensiero, sono pronto a fare un passo indietro per il bene appunto della stessa Epolis. Chiedo anzi in questo caso di chiedere alla politica di sposare il progetto politico di Epolis senza Pennica, sottolineando poi senza libertà. Credo che Mina Cori abbia il netto profilo per fare il sindaco di questa città e se fosse lui il candidato sindaco sarei ben felice di fargli la campagna elettorale, ha concluso Pennica. Paolo Minacori mantiene una posizione possibilista e rilancia: stiamo esaminando lo stato della lista civica, le possibilità di una confederazione di liste, considerato che bisogna superare lo sbarramento del 5% alle elezioni. Non abbiamo rinunciato all'idea di correre con un nostro candidato sindaco. Abbiamo comunque la necessità di confrontarci con altre realtà civiche, come Città Nuova e il Laboratorio del Pensiero, per valutare cosa è meglio fare e se delle loro eventuali proposte esca un nome per il candidato sindaco valido per tutti. Al momento comunque unici candidati certi sono l'attuale sindaco di Agrigento Marco Zambuto e l'esponente del PD Giuseppe Arnone. Altra certezza è sicuramente la stanchezza della gente comune, che ha tante esigenze concrete e vede tante problematiche non realizzate, mentre si pensa alla corsa per la poltrona più gettonata, quella di sindaco.